Partiamo. E allora, eccoci tornati in diretta. Allora, i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese. È una data importante, Armando. 70 anni sì, perché in questi 70 anni è successo di tutto e di più, e a raccontarlo ci vorrebbero 10 trasmissioni, forse non basterebbero. È successo quello che adesso andremo a raccontare, ma soprattutto ci interessa sottolineare perché la Cina è diventata quello che è diventata, perché la Cina è stata costretta a percorrere una strada verso un totalitarismo, avendo una civiltà di migliaia di anni, 6.000 anni di civiltà, è stata costretta a subire quello che andremo a vedere poi Mao Zedong, con tutte le varie posizioni, chi lo considera un vate e chi invece lo considera una persona malata nel cervello per fare quello che aveva fatto. Però questi sono giudizi. Io lascerei ai nostri telespettatori la possibilità di vedere e poi farsi un'idea, perché non vorremmo suggerire chi è bravo, chi è meno bravo. Vorremmo soltanto percorrere, con l'aiuto dei nostri ospiti, questo periodo della guerra, e anche partire un attimo prima, cioè partire dal secolo precedente, perché se non riusciamo a capire come la Cina è stata, diciamo, distratta dal suo percorso storico, non riusciamo a capire poi gli avvenimenti attuali. Partiamo col primo servizio. Sì, direi certamente, una presentazione un po' di quello che è successo, quello che è stato. Bene, ecco, questo è quello, diciamo così sinteticamente, quello che si è celebrato in questi giorni. Come vedete, la Cina oggi, alla luce di questa ricorrenza, è quello che si presenta in questo momento, poi approfondiremo più avanti. Raffaele Raduzzi, noi proprio settimana scorsa in Commissione Finanze e poi anche Affari Costituzionali abbiamo avuto una rappresentanza, una delegazione del Parlamento cinese. Poi il Parlamento, diciamo, loro hanno avuto qualche difficoltà a comprendere il concetto di maggioranza e opposizione che abbiamo noi in Italia. Però è stata un'occasione molto interessante per parlare di tantissime cose, dalla Belt and Road Initiative, che è questo maxi progetto infrastrutturale che la Cina sta portando avanti sia in un senso economico, ma poi ovviamente in un senso geopolitico, ma poi anche di tanti temi di attualità. Abbiamo parlato e discusso molto del tema e della tematica ambientale, che viene sentita a livello globale in maniera molto, molto forte, e su cui la Cina deve fare dei passi in avanti, e loro stessi ci hanno comunque rappresentato la volontà di investire nei prossimi anni anche in questo settore, e qui anche le nostre aziende statali possono giocare un ruolo propositivo. Noi rispetto a tanti paesi dell'Eurozona abbiamo un export verso la Cina ancora veramente deficitario. Pensiamo, la Germania esporta oltre 100 miliardi all'anno, noi siamo intorno ai 14 miliardi, cioè ci sorpassano quasi tutte le economie importanti dell'Eurozona. Quindi la Cina rappresenta per noi a livello politico sicuramente una grossa opportunità. Come ogni opportunità ci sono anche dei grossi rischi, diciamo dalla parte fiscale, su cui sicuramente il professore ci potrà dire qualcosa. Noi a Padova ne sappiamo qualcosa col centro ingrosso, ecco. Certo. Queste attività che aprono e chiudono e che molto spesso appunto eludono il fisco. Però appunto la Cina rappresenta il futuro, e con questo ci dobbiamo confrontare. Bisognerà confrontarsi. Professor Mazzoneto, vedevo che sorrideva. Sì, diciamo che il mondo cinese è cresciuto tantissimo in questi anni, portando, diciamo, fattori positivi, perché è una delle locomotive mondiali. Pensiamo che quest'anno è cresciuto del 6,2 come PIL, e il PIL mondiale del 3,1. Il PIL del sud-est asiatico è 5,2, pertanto abbiamo un paese che è traino dell'economia. E tuttavia questo traino dell'economia inizia a creare un po' di grattacapi a molti paesi, perché basti pensare ad esempio in Italia gli intermediari finanziari che effettuano operazioni verso la Cina
e che sono obbligate ai sensi della normativa antiriciclaggio, le principali operazioni che vengono segnalate come segnalazioni di operazioni sospette sono verso la Repubblica Popolare Cinese. E parliamo di importi significativi. Lo scorso anno è stato segnalato un totale di 1,5 miliardi di euro per totale di operazioni sospette. In Italia capita spesso che la presenza di tessuto cinese, basta pensare in Italia come imprenditori esteri che operano nella provincia di Padova, il primo è l'etnia cinese. C'è un'operazione piuttosto grossa che ha svolto la Guardia di Finanza nel 2014 a Prato, dove in pratica tramite un intermediario finanziario, una banca, venivano effettuate operazioni verso la Cina eludendo la normativa antiriciclaggio per quasi 2 miliardi di euro. C'è anche poi un aspetto infrastrutturale, perché sappiamo benissimo che la Cina ha investito molto in tecnologia e una delle problematiche che molti paesi stanno ponendo in questo periodo sono le infrastrutture sulle telecomunicazioni. Basti pensare alla rete 5G. Sono infrastrutture che sono strategiche per ogni paese, dove transitano informazioni di carattere sensibile, perché sono infrastrutture che utilizzano i privati, pertanto le aziende, ma sono infrastrutture che vengono normalmente utilizzate anche da, chiamiamole, la pubblica amministrazione, piuttosto che la stessa organismi per la sicurezza nazionale. Quindi, e all'interno transitano tutti. Infatti il governo americano si è iniziato a porsi un insieme di problemi sulla rete 5G fornita da un importante fornitore cinese. Pertanto è vero, crescono tantissimo, magari crescono anzi di sicuro crescono con regole molto più leggere di noi. La prova è che la loro crescita economica ha impattato significativamente anche sul loro ambiente, e questo è all'ordine del giorno. certo. E la loro espansione su tutti i paesi impatta su un rischio di riciclaggio che in Italia abbiamo constatato più volte in particolari settori, che può essere soprattutto, come è successo in Toscana, nel settore tessile, oppure vediamo anche nei nostri territori la parte della ristorazione, e poi una parte tecnologica dove loro sono stati molto bravi a investire, ad essere molto lungimiranti, cioè a investire in modo prospettico e avere un passo avanti rispetto agli Stati Uniti, e riuscire a fornire anche infrastrutture tecnologiche che ormai gli Stati Uniti a volte con le loro aziende fanno fatica a... Qual è il meccanismo, qual è il punto di forza della Cina in questo momento? 3 punti di forza della Cina. Ci dica i 3 principali che possono capire, cioè i telespettatori, che naturalmente noi abbiamo una visione molto limitata della Cina. La Cina è un pianeta a parte, quindi andrebbe ridiscussa. Ma quali sono i 3 punti che lei ritiene più importanti per lo sviluppo della Cina e eventualmente nella sua espansione verso il resto del pianeta? Intanto hanno una forza lavoro molto più economica rispetto a quella europea, perché questo è innegabile, nel senso che molte aziende italiane hanno esternalizzato, esportato in Cina. Ci sono aziende, attualmente sono più di 2000 le aziende che operano in Cina e hanno quasi 60.000 dipendenti, in base alla Italian Trade Agency, che esportano. Perché lì? Perché di sicuro il costo del lavoro è molto più ridotto rispetto all'Italia. Attenzione, il costo del lavoro è una comparazione delle valute o effettivamente l'operaio, a parte che ci sono casi molto estremi, l'operaio cinese viene trattato peggio dell'operaio italiano nel suo contesto? Allora nel suo contesto abbiamo... È chiaro che il suo stipendio in Italia non vale niente, però lì... Chiaro, però è anche vero che ci sono casi portati a conoscenza degli organi di stampa. Basti pensare a Foxconn, che è la società che costruisce per Apple i device. Sappiamo benissimo che ci sono stati molti anni estremamente chiacchierati, dove la qualità della vita degli operai risultava estremamente, chiamiamola, con degli standard diversi rispetto ai nostri, in termini di orari di lavoro,
in termini di stipendio. Pertanto se loro riescono a lavorare con delle norme diverse dalle nostre, chiamiamole più elastiche, mettiamola sotto questo punto di vista, molto più elastiche, sia in termini ambientali che in termini lavoristici, è ovvio che creano un paese che risulta difficile da competere, magari con produzione di prodotti che non hanno gli stessi nostri standard, certo. Pertanto degli standard. Però, non so, torniamo indietro un attimo nella storia, mi pare che sia lo stesso percorso che ha fatto il Giappone. Dopo la guerra il Giappone aveva una produzione estremamente bassa, che era determinata non tanto anche dallo stipendio degli operai, ma soprattutto perché volutamente lo yen veniva tenuto basso, tant'è che Clinton minacciò addirittura la chiusura di porti americani se lo yen, e non più tardi del 2011 mi pare, lo yen, pochi lo sanno, ma lei sicuramente sì, è stato dimezzato il valore, ma non tanto perché non valesse, quanto perché si esporta meglio. Beh, Trump ha accusato la banca centrale cinese di effettuare, chiamiamole, svalutazioni mirate sulla loro divisa per rendere più competitivo il loro mercato. Quindi il potere di acquisto in Cina rimane lo stesso, è l'esportazione che ne guadagna, cioè questo è il delta, no? Assolutamente Quindi sì. questo è l'arma, diciamo, vincente della Cina in questo momento. Beh, la seconda arma vincente è l'importazione della produzione. Loro non sapevano produrre, hanno aperto le porte, alcune regioni hanno aperto le porte e naturalmente hanno imparato a produrre. Ci sono distretti particolari dove noi europei abbiamo esportato siti produttivi, tecnologia, e loro hanno avuto la capacità di fare meglio. Diciamo che è molto simile all'approccio classico che Apple produce in Cina, sì, e i cinesi hanno inventato dei telefoni che sono più performanti. E come hanno fatto i giapponesi, cioè, come ha fatto il percorso rimane lo stesso. Ad esempio, classica linea produttiva di Toyota. Toyota si sa benissimo come ha fatto ad aumentare, a migliorare la loro produzione, che è stata la prima azienda produttrice fino al 2008, perché? Perché facevano in modo molto banale, prendeva le macchine dei concorrenti, le comprava, dopodiché aveva dei capannoni enormi dove le smontavano pezzo per pezzo e andavano a vedere come erano costruite, esatto, imparando in pratica, ma non c'è nulla di scandaloso, perché uno dei loro moti è copiare per migliorare se stessi, cioè io copio, cioè guardo cosa c'è già sul mercato e miglioro, apprendo cosa avviene già sul mercato e miglioro, faccio lean management, pertanto perfezionamento delle linee di produzione, e miglioro di fatto i beni o le linee produttive che c'è già. Però rimane il fatto che è un paese dove non hanno, chiamiamole, le stesse briglie. Certo, sì, beh, insomma, non hanno le stesse briglie, è vero che è un paese magari molto più burocratizzato, non possiamo dire che la Cina sia meno burocratizzata dell'Italia, probabilmente. No, è un'altra cosa, la burocrazia italiana non la batte nessuno, neanche i cinesi, sì, però la burocrazia cinese è abbastanza... Forse ancora più corrotta di quella italiana. Non credo, perché ogni tanto diciamo che noi prendiamo un corrotto e poi lo lasciamo andare. No, là penso che vanno giù un po' più pesanti. Hanno un sistema molto più drastico, per cui rischiano molto di più. Ma vediamo il secondo contributo. Questo è il contributo a cui lasceremo lo spazio agli storici, perché partiamo dalle origini di questo catastro che è stata quella della Cina, e quindi la guerra dell'oppio. Vediamo. Allora, ecco, questi sono i prodromi di un evento dell'evoluzione della Cina
chi degli storici vuole aggiungere qualcosa? Come sto pensando all'immigrazione attuale, che mi pare non c'è nessuno che viene con le armi a distruggere e pretendere dall'Italia o dalla Germania un pezzo di terra e poi fare quello che vuole o imporre la droga, magari la smerciano, ma perlomeno non la impongono con le armi. Ma torniamo alla storia. Che è stato presentato da questo bel servizio credo sia emblematico di un tema, che è il tema del colonialismo, collegato poi a questa volontà espansionistica imperiale che tante potenze europee hanno portato avanti nel tempo, no? Avere la possibilità anche attraverso delle spedizioni militari di porre in essere dei punti di contatto, soprattutto per sviluppare dei commerci internazionali che fruttavano poi dal punto di vista economico alle potenze che li promuovevano. Questo significa anche però andare verso mescolanze che talvolta si traducono in scontri di culture. Cioè la Cina, l'avete detto bene prima, è una cultura millenaria, quindi una cultura ricca di storia, di tradizioni, di usanze, e si è trovata poi, dopo questa fase in cui le potenze europee hanno manifestato interesse rispetto all'Asia e a quello che si produceva in Asia, a vivere una fase diversa, che è quella che poi ha portato successivamente alla nascita di quello che anche sul nostro schermo viene chiamato capitalismo comunismo, insomma, no? Capitalcomunismo, che è una bellissima definizione a mio avviso. Ecco, è brevettata da noi, è brevettata, bellissima, ci sta veramente molto molto bene. I dati che prima presentava il professore rispetto a questi sviluppi economici che ha questa realtà fanno pensare che effettivamente l'aver combinato uno sviluppo dove c'è una centralità dello Stato e un controllo dello Stato, combinandola con elementi di capitalismo, abbia prodotto, connesso però un altro dato importante. Sì, però io resterei all'epoca come le potenze di tutto il mondo, e l'elenco l'hanno fatto, Inghilterra in testa, Stati Uniti, Germania, Austria, Italia, Francia, eccetera, tutti sono andati in Cina per imporre l'oppio. Allora forse i nostri spettatori non l'abbiamo detto, quindi non riusciranno a capire il fenomeno. Parliamo di centinaia, di migliaia di tonnellate di oppio che veniva smerciato commercializzato in Cina, perché allora c'erano miliardi di cinesi, e questo ha determinato un degrado psicologico, sociale, economico, perché naturalmente veniva venduto e la dipendenza dell'oppio voleva dire ne vuoi, paghi di più, e quindi avevano il mercato in mano, perché il mercato era gestito dagli inglesi e dagli americani, non era gestito dai cinesi. I cinesi erano gli spacciatori di strada. Ecco, questo vorrei che si capisse. Che effetto può aver avuto allora nella popolazione se ci fosse una situazione di questo genere in Italia, dove i militari impongono l'uso dell'oppio? Prego. Ma dove c'è tanta popolazione come la Cina, è ovvio che sono sempre appetibili tutti i prodotti di mercato. Un po' per una visione colonialistica che c'è stata tra l'Ottocento e il Novecento, come quasi una corsa a occupare, come si dice, a porre la propria bandiera per assicurarsi questa forma di mercato. Quello che è sorprendente invece è, tornando proprio al settantesimo della Repubblica Popolare Cinese, è come un paese arretrato, povero, conosciuto più come uomini con la ciotola di riso in mano, adesso siano tutti con lo smartphone e con gli abiti firmati, in pochissimo tempo. Li fanno loro, ecco, se li firmano, se li vendono. Questo è sorprendente ed è lungimirante, però c'è anche un rovescio della medaglia, cioè tutto quello che si è evoluto in questi 7 decenni è, si può dire, anche a discapito di quello che può essere il concetto di democrazia. Sì, sì. No, ma stiamo percorrendo una fase storica, arriveremo anche a quel punto. Se l'anticipiamo ci bruciamo tutti i contributi, abbiamo altri 3 contributi. Potete dare un commento a questa
tipo di aggressione, e non è sempre un'aggressione come è successo in Sudafrica piuttosto che in Libia, no, è stato l'imposizione di una droga al fine di decapitare una intera generazione. Prego. Ma io penso che questi avvenimenti, queste scelte del passato vadano appunto, come si diceva prima, magari calate nel contesto storico in cui si sono evolute. E non pensiamo che adesso non ci siano degli strumenti di pressione geopolitica. Ora, magari nel contesto attuale non si va più a imporre l'utilizzo di droga, ma la Cina investe miliardi e miliardi nei paesi del terzo mondo, dove porta infrastrutture, ma impone anche di far lavorare gli operai cinesi, le aziende cinesi, sfruttare e quello lo vedremo più avanti. No, io vorrei restare proprio nella fase storica. Se mi consente, stiamo bruciando la fine della trasmissione. Prego. Va bene. Ha qualche commento da fare a questa cosa, perché attenzione, non ci rifugiamo dietro il contesto storico, perché se la regina Vittoria ha benedetto questa guerra, perché l'ha benedetta in prima persona, perché diventava proprietaria ed è ancora proprietaria di tante banche che lavorano lì, vorrei sapere, non lei ma i suoi successori, vorrei sapere se avete una visione del cosa stava succedendo, perché poi vedremo il resto, diciamo che la guerra non finisce qua. Prego. No, il fatto a mio avviso era l'unico modo, cioè in quell'ambito di poter avere una presenza importante nella regione, cioè tramite il commercio dell'oppio, opinabile, di fatto criticabile, ma è vero, contestualizzandolo, lo so che ne abbiamo già parlato, era probabilmente l'unica soluzione applicabile per avere il controllo del territorio. Cioè, la migliore conquista la si poteva fare con l'oppio in Cina, mi pare, no? Quindi potevo decapitare quella che era una civiltà e dare inizio a un degrado che vedremo poi come si svilupperà. Questo io vorrei suggerire e eventualmente dire ai nostri telespettatori, se no non riusciamo a capire cosa è successo in Cina. La Cina non usciva dalla sua muraglia a quell'epoca. Era autosufficiente, non invadeva nessuno, non aggrediva nessuno, era una nazione ricchissima rispetto all'Europa, tant'è che la base aurea inglese è stata fatta con i proventi della vendita dell'oppio. E la regina Vittoria, diciamo che nella Compagnia delle Indie, no? Che era di proprietà della regina, ci guadagnava. La regina Vittoria guadagnava sulla droga che veniva data a degli esseri umani e portati alla demenza totale, perché questo è l'oppio. Quindi, allora creiamo un contesto. Questo è il contesto di una Cina che non ha aggredito nessuno, che ha accettato tutti, e quelli che ha accettato l'hanno aggredita a sua volta, e quando ha cercato di difendersi e difendere i propri figli, i propri genitori, la gente che è stata al punto tale che ci sono delle associazioni morali che dicono no, la nostra generazione non può essere distrutta dall'oppio, e la chiamano la guerra dei boxer. E allora c'è un bellissimo film sulla guerra dei boxer. Il protagonista è adesso mi viene, dove gli americani arrivano i nostri, alla fine li salvano, perché i boxer, che erano appunto questi che volevano dare una impronta di correttezza, voleva risanare la società, e non ci riescono, e sono i boxer. Ma la cultura occidentale valorizza gli americani e gli inglesi che vengono aggrediti di queste persone.
che non vogliono che la droga venga venduta in Cina. E negli anni 50 ci ribaltano ancora una realtà al cinema che è completamente diversa, molto bella, però non era quella. Possiamo passare al secondo filmato? Certo, certo. Arriviamo allora al periodo di Mao, il periodo, diciamo, della sua salita al potere fino a... Ecco, nella guerra dei Boxer l'Italia partecipa e ci sono delle stragi. Ma chiaramente i soldati italiani erano pochi, saranno i meno responsabili nel senso numerico, avranno le loro responsabilità. Certo, bene, vediamo. Ma si chiamavano guerre sante allora. Eccoci qua. Bene, ecco, siamo passati dal colonialismo, siamo passati alla fase successiva, però naturalmente per ricordarlo ai telespettatori, la situazione della Cina a quell'epoca era un'invasione da parte dei giapponesi e da parte degli inglesi, e quindi tutto l'Oriente era diciamo, occupato da una situazione di colonialismo diffuso. Ecco, non pensate che ci sia una premessa, cioè ci siano le basi per l'evento successivo, cioè l'impoverimento di una nazione e l'arrivo di due realtà, il nazionalismo, anche lì, e quindi c'è Chiang Kai-shek, e Mao Zedong, invece l'aspetto comunista. A chi può darmi una partenza, Zanella? La vicenda di Mao è molto controversa e con gli occhi retro decenni che possiamo fare, diciamo retrodecennali che possiamo fare, si capisce qualcosa di più. Anzitutto la sua guerra civile contro il Giappone dal 37 al 45 la spunta e riesce a consolidare una sua leadership. Nel 45 ha in mano praticamente questo ampio consenso in Cina e si invaghisce della possibilità di trasformare la Cina in un paese industriale. Ricordiamo che a quel tempo era un paese completamente agricolo. Cosa fa Mao? Trasferisce quasi tutta la produzione della campagna nelle industrie, vuole soprattutto battere l'America nella produzione dell'acciaio, ma i responsabili di questi piani quinquennali di trasformazione si rendono conto che è utopico, che è impossibile, vengono incarcerati, vengono spostati, vengono addirittura imprigionati o interrogati di non dire più queste cose. E questo che cosa determina? Che lo spostamento in massa di una forte popolazione di milioni di operai dall'agricoltura all'industria crea quello che si chiama un impoverimento delle materie prime dell'agricoltura, per cui abbiamo la carestia. Certo, ma questo ci arriviamo tra poco anche là. Siamo appunto in questi anni, il grande balzo diventa certo. un grande fallimento e ovviamente su queste cose si è dovuto calare il silenzio, non si è voluto dire perché erano gli squilibri, gli scompensi di una politica economica, espansionistica, commerciale troppo alta, troppo grande rispetto alle forze che aveva. E Mao da un certo punto di vista viene salvaguardato perché la figura di Mao diventa una divinità intoccabile e allora diventano responsabili chi? La banda dei quattro. Siccome Mao non si può toccare, se andiamo a prendersela con tutti gli altri. Sì, però Mao usava io non lo chiamo comunismo a quell'epoca, era un bolscevismo, che era lo stalinismo. Stalin era bolscevico più che comunista. C'era poi Khrushchev chi tentava di imporre il comunismo era Trotsky, ma Trotsky viene allontanato da Stalin. Allora quello che mi domando, i suoi avversari quanto tempo avevano di sopravvivenza? Perché
non c'era possibilità, prego. No, io annuivo, poi appunto non essendo uno storico posso solo ascoltare e imparare, e sicuramente questa idea del grande balzo in avanti, no? Io ho qualche ricordo di quello che studiai tanti anni fa a scuola, però è un concetto che si ritrova molto spesso in quelle che sono le ideologie anche comuniste. Penso anche a Pol Pot con la Cambogia qualche anno più tardi, che tentò di trasformare la Cambogia in una cooperativa agraria, facendo morire milioni di persone, come è successo anche in Cina per quella che è stata poi una carestia di qualche anno, tra l'altro, se non mi ricordo male. C'è un aspetto secondo me quindi... che è molto interessante, professore, che diceva prima, e che ora capisco perché ci siamo ricollegati all'800, no? Allora, la Cina come grande sistema chiuso nella grande muraglia, un sistema che si apre a causa di questi commerci internazionali e anche degli interessi delle potenze europee, delle potenze occidentali, e arriviamo nel momento della crisi. L'imperialismo giapponese che tenta di accaparrarsi una parte di territorio cinese, la risposta dei cinesi attraverso Mao Zedong e poi la guerra civile e così via. Si parlava di ideologia. Quale tipo di ideologia poteva attecchire in una Cina che usciva da quel momento drammatico e che viveva anche le condizioni socio-economiche che prima il collega diceva, cioè era un grande paese agricolo, cioè non c'era industria, non c'era nulla, no? E allora, come vediamo, i due progetti di Cina in quella fase sono un progetto nazionalista. Ma chi ha decapitato l'evoluzione da contadina industriale? Non è stata l'invasione della Cina da parte delle potenze occidentali, non hanno portato industria, hanno portato miseria e hanno portato via quello che potevano. Giusto? Quello è vero, si hanno svuotato allora, praticamente... Questo per capire la congiunzione tra una guerra dell'oppio e poi l'evoluzione invece della guerra successiva che porterà invece a questa situazione. Credo che il passaggio interessante però sulle due ideologie sia questo: da un lato la Cina nazionalista, dall'altro una Cina che si richiama al comunismo, che di fatto è un movimento internazionalista. Sì. Però la realtà è quello che succede è che in Cina non si costruisce un modello di comunismo esportabile o che voglia diventare un punto di riferimento per un grande movimento internazionale. Cioè, il comunismo che si realizza nell'Unione Sovietica ha quell'importanza internazionale perché si considera il punto di riferimento mondiale di un grande modello ideologico. La Cina no. La Cina guarda un modello più asiatico di costruzione attraverso questa ideologia, che sono d'accordo, è bolscevismo, stalinismo, apriamo e chiudiamo la parentesi, e lo si dimostra poi nella fase drammatica, ad esempio, della rivoluzione culturale, quando Mao di fatto dice tutto quel gruppo dirigente che rischia di creare problemi, eccetera, viene decapitato e lo facciamo fuori. Ma contro il Khrushchev. E va anche contro, e lo scontro che c'è anche con l'Unione Sovietica, no? Quella non rottura accetta drammatica. la critica di Khrushchev a Stalin, per lui l'ideale era Stalin. Sì, poi si parla di revisionismo, si parla, venivano considerati eretici. Ma chi finanzia Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek è un generale, per i nostri telespettatori, cinese, che è naturalmente dalla parte del capitalismo e del nazionalismo. Chi lo finanzia? Poi si ritirerà nell'isola di Formosa, che diventa poi... No, poi quando perde, questo lo troveremo un po' più avanti. Certo. Chi è che finanzia? Chi finanzia Chiang Kai-shek? Gli americani? Gli americani sì, certo. Sì. Allora, un aneddoto, perché gli aneddoti spesso sono molto più diciamo, interessanti della storia raccontata a grande braccia. I cinesi riescono a esportare tanta seta, perché ne avevano incrementata la produzione, che fanno fallire una parte delle aziende americane che producevano cotone. E da qui nasce la necessità di produrre un filato sufficientemente bello e buono che possa sconfiggere la seta. E nasce il nylon. Adesso a memoria non lo ricordo, ma nylon vuol dire cari giapponesi, anagrammando, cari giapponesi vi avevamo fregato. E il nylon era un prodotto bellico. Non avete mai pensato?
Perché gli americani, se facevano guerre ai giapponesi, col cavolo avevano i paracadute, perché una volta i paracaduti erano fatti con la seta. Poi quando si sono liberati hanno trovato un prodotto che poteva servire un'alternativa alla seta e quindi i paracadute erano di nylon, allora sono riusciti a liberarsi da questo, diciamo, reciproco incastro. E quindi sono gli americani che finanziano Chiang Kai-shek, e quando si ritira Formosa la flotta americana circonda Formosa e difende Chiang Kai-shek, ma lo vedremo un attimo più avanti. Passiamo al prossimo? Sì, direi di sì, perché il tempo corre anche. Vediamo allora il prossimo contributo e vediamo appunto quella che è stata la politica di Mao, quindi le varie campagne, i vari balzi. Vediamo. Beh, allora in pochi minuti diciamo, abbiamo ripercorso un po' quelli che sono stati i punti importanti della politica, anche della politica economica di Mao, professor Mazzonetto. Allora, non possiamo dire che la crescita economica e lo sviluppo economico che ha avuto la Cina è stato lo stesso sviluppo economico più, chiamiamolo, lineare rispetto a quello che abbiamo avuto in Europa. È stato uno sviluppo economico che ha fatto sì che la Cina è cresciuta molto, soprattutto dal 78 in poi, ma ha passato periodi dove la popolazione, infatti lo si vede ancora oggi, è vero che la Cina è quella che produce il PIL più elevato al mondo come paese dopo gli Stati Uniti, ma sono presenti estreme differenze di reddito. Abbiamo delle zone estremamente ricche, abbiamo ancora delle zone particolarmente povere, pertanto è vero che è un paese che si è sviluppato, ma si è sviluppato in modo non uniforme, passando anche tramite periodi estremamente difficili di carestie, di morti, pertanto un capitalismo centralizzato, pertanto con un paese dove il governo gestisce di fatto l'economia. È vero, possiamo dire che dove è arrivato adesso l'economia cinese è estremamente sviluppata, e questo non possiamo negarlo. È criticabile invece il percorso che ha fatto la Cina da una situazione molto rurale post secondo conflitto mondiale, chiamiamolo così, e fino ai giorni d'oggi, pertanto con dei conflitti, un paese, possiamo dire, non democratico, repressivo, che lo è non possiamo dire che non lo sia ancora tutt'oggi, visto quello che è successo recentemente a Hong Kong. Pertanto il connubio è un connubio comunismo-capitalismo molto particolare, che crea anche problemi, chiamiamolo, di esportazioni, torniamo all'esempio che facciamo prima, di tecnologia all'esterno, perché si ha la percezione che lo Stato centrale sovraintenda la gestione dell'economia. È ovvio che questo nei paesi terzi industrializzati, dove il capitalismo si è sviluppato in modo più democratico, è visto quasi un'ingerenza dello Stato cinese nell'esportare tecnologie verso altri paesi. Cioè è diverso rispetto a dire ok, un'azienda americana investe in Italia o un'azienda francese investe in Italia. Una cosa diversa è un'azienda cinese che investe negli Stati Uniti o investe nell'Unione Europea. C'è sempre il dubbio nel dire ok, ma dietro l'azienda chi c'è? C'è sempre un apparato statale che potrebbe utilizzare questo suo vantaggio di introdursi in un altro paese per avere un vantaggio competitivo a livello di nazione? Chi ha fatto degli errori, Mao Zedong, Raduzzi. Sì, sicuramente penso che chiunque lasci sul campo milioni di morti
qualche errore forse anche grave l'ha fatto. Poi la Cina è un paese di enormi contraddizioni. Io penso che quella frase che avete messo, che forse è di Deng Xiaoping, non ricordo, che il gatto sia nero o bianco basta che prenda i topi, rappresenti molto bene forse quello che è lo spirito e l'idea cinese che cerca di arrivare a un obiettivo utilizzando un po' tutti i mezzi che ha, tutti gli strumenti che ha, e lo si vede nell'economia, nella geopolitica. Io ricordo che dopo sempre Deng Xiaoping forse è stato uno di quelli che ha iniziato a sfruttare uno dei principali punti di forza della Cina, che è l'immensa popolazione, anche in chiave di immigrazione. C'è una professoressa di non ricordo che università che ha scritto un libro, Weapons of Mass Migration, cioè l'utilizzo della migrazione come arma geopolitica che la Cina seppe utilizzare anche in quegli anni di trasformazione verso un capitalismo più spinto. Quindi, come dicevo prima, è un paese immenso con tanti spunti, proiettato verso il futuro, da cui noi bisogna cercare di prendere quelli che sono vede un i nostri capovolgimento frutti. della situazione tra la vecchia Cina, quella del muro, e oggi. Di sicuro sono cambiati appunto tanti aspetti contingenti, però forse quello che rimane uguale è questa ideologia, questo patriottismo che sfocia in nazionalismo. Poi comunque che i cinesi hanno sicuramente una forte coscienza di quello che è il loro paese, e poi però anche lì bisogna andare a vedere, magari tra 20 anni la Cina avrà gli stessi confini, il Tibet, cosa succederà quando quella classe media che sta crescendo avrà la pancia un pochino più piena e inizierà a farsi delle domande sulla rappresentatività, sul diritto di voto, su quella che è la propria identità. Quindi appunto ci sono tanti temi e tanta carne al fuoco sicuramente. Vediamo da qui a venire. Contributo, allora Sì. così ci aiuta a capire questa fase. Certo, vediamo l'ultimo contributo. Ecco, Zanella, sta cambiando qualcosa? C'è Ombre- la vecchia Cina e la nuova Cina, Ecco, cosa cambia? ombre e luci di Mao, come è stato detto, errori e anche intuizioni. Beh, possiamo dire gli errori dal grande balzo, che è finito con quella carestia e oltre un 30-40 milioni di morti, altro che 20 come sono stati detti, comunque 30-40 accertati. Poi c'è la rivoluzione culturale che si Bisogna estingue. distinguere tra i morti indotti e i morti, diciamo, provocati. Indotti e provocati insieme, chiaramente. Poi abbiamo la rivoluzione culturale che si estingue con la sua morte nel 1976, ma abbiamo anche due pregi nella sua politica. Anzitutto aver portato la Cina fra le grandi con la bomba atomica nel 1964, entra quindi fra le superpotenze, e poi nel 1971 l'accoglienza del primo presidente americano Nixon, che fa un viaggio in Cina. Cioè quello che prima era il diavolo, l'Occidente, gli americani sempre visti come sobillatori, in parte ancora oggi, magari sotto il profilo più della guerra commerciale e economica, invece allora ha aperto, come si dice, a questa realtà. L'eredità di Mao diventa pesante per Deng Xiaoping, il quale altrettanto pone fine a quelle che erano le prospettive di traiettoria economica. E che cosa l'intuizione di Deng Xiaoping si può tradurre in una parola molto semplice: trasformare la Cina in una fabbrica del mondo. E questa diciamo, energia, anche questa mobilità, lo vediamo come si sia espansa un po' in tutti gli ambiti, diventando la seconda potenza mondiale in fatto di progetti aerospaziali, dopo l'America. Non è un caso che siano riusciti ad andare sulla parte nascosta della Luna nel gennaio scorso, proprio la Cina. Quindi abbiamo una Cina che con il 70° che ha festeggiato dimostra di tenere tutto sotto controllo, una dimostrazione di forza incredibile, perché lo spiegamento
utilizzo di mezzi militari, dicono molto anche di missili balistici, dimostrano di avere una situazione sotto controllo, ma con molte spine al loro fianco, a cominciare da Hong Kong, perché ricordiamoci anche Macao, c'è anche Taiwan. Possiamo dire che con Mao c'era stata comunque un'altra prospettiva che aveva cambiato, sostituire alle Nazioni Unite al posto di Taiwan Pechino, e quindi cominciamo già con un piccolo conflitto. Professor Reito. Professore? Direi che il tema anche in questo caso ci porta a una riflessione sull'attualità. Che lettura diamo di questa potenza che anche dal punto di vista economico i colleghi prima tracciavano? La vediamo dal punto di vista politico come una grande opportunità o la vediamo come un grande rischio? E poi ancora, che cosa conosciamo davvero della Cina? Oggi abbiamo affrontato il tema della storia della Cina, che è una storia pochissimo conosciuta da noi italiani ma da noi europei. Se penso ad esempio alla storia della Cina come una disciplina universitaria, mi vengono pochissimi colleghi sinologhi che conoscono bene tutta la storia, tutte le caratteristiche di un percorso così ampio, così complesso e così difficile come quello della storia cinese. Allora io credo che anche in questo mistero che caratterizza una parte di questa cultura millenaria, di questa cultura particolare, di questa cultura che sta giungendo a noi ma con difficoltà a mescolarsi con noi, perché adesso chi ha avuto la possibilità o chi conosce le comunità cinesi sui nostri territori sa anche che sono comunità molto chiuse. Io ad esempio nel mio paese ho la comunità cinese che è la più grande comunità di immigrati sul territorio sul mio territorio comunale, rappresenta il 5% della popolazione, quindi un numero molto significativo, ed è una comunità che di fatto non si vede, cioè si vede perché si sa che hanno acquistato qualche attività commerciale, qualche attività piccolo imprenditoriale, per il resto non si sa neanche chi siano, salvo, attenzione, qui viene un altro tema molto importante, salvo i ragazzi, salvo i bambini, salvo i giovani, che sono a scuola, soprattutto nelle discipline scientifiche e matematiche, 10 volte più avanti dei nostri studenti. Allora viene da pensare, e ritorno al collegamento che faceva il collega prima anche su quella maxi truffa che hanno trovato a Prato, ce n'è stata una molto simile a Ferrara, identificata un paio d'anni fa, con esportazione di capitali di diverse decine di milioni di euro. Mi viene da pensare che questa capacità di applicarsi, questa capacità di copiare, di tradurre, di migliorare anche facendo innovazione, questa capacità di aprirsi anche alla conoscenza scientifica e tecnologica rappresenti un grande punto di forza per questa potenza, che temo sarà una potenza sempre più competitiva su scala mondiale. E allora questa via della seta, che è questo grande percorso, che è questa grande volontà di espansione anche dal punto di vista infrastrutturale di collegamenti, va sicuramente vista con lo spirito propositivo di un'opportunità, però attenzione anche a non sottovalutare i rischi che derivano da condizioni di lavoro, economiche e di produttività molto diverse rispetto alle condizioni dell'Occidente. E poi quei numeri, 1.300.000.000 di persone sono uno straordinario mercato, ma una straordinaria potenza rispetto a quei 900 milioni di europei che ormai stanno catalizzando il nostro vecchio continente sempre più in sofferenza. Sì, c'è poi anche da dire che la Cina ha, secondo me, una caratteristica che noi non abbiamo, ma ne avevamo già parlato nella puntata delle clausole di salvaguardia dell'IVA, dove loro programmano a lungo termine. Cioè, loro hanno una visione molto lunga e, per ovvie ragioni, hanno un governo molto stabile. Perché? Perché la loro struttura politica è fatta così. Come i nostri. Ecco, infatti volevo proprio arrivare là, cioè noi operiamo in un mercato dove i nostri giovani sono forse meno affamati rispetto a quelli cinesi. Meno affamati nel senso, non affamati, ma meno ambiziosi magari, perché sono magari già seduti e vivono in modo agiato. E in quell'economia tendono a essere molto più determinati rispetto a noi. E loro programmano a lungo termine, pertanto noi in un mondo economico, in un mondo politico dove cambiamo governo ogni 18 mesi,
facciamo fatica a fare programmazioni decennali e non riusciamo pertanto a far sì che la nostra economia abbia una visione di lungo termine, perché nel mondo in cui noi viviamo dobbiamo avere visioni a 5 a 10 anni, non possiamo limitarci a 18 mesi e avere una classe politica che cambia dalla mattina alla sera. Su questo la parte, diciamo, negativa, che la Cina, sappiamo benissimo, non è una struttura democratica come la nostra, impatta positivamente perché ha una stabilità di programmazione economico-politica molto lunga, che gli garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quei paesi dove di fatto hanno una visione molto a breve termine, pertanto alla lontana loro avranno un vantaggio competitivo nei nostri confronti, perché ragionano in modo più, chiamiamolo, performante, mettiamolo sotto questo punto di vista. Pertanto dobbiamo cambiare anche noi le nostre ottiche. Ma io sappiamo usare la democrazia noi o abusiamo della democrazia? Allora mi piacciono molto gli spunti del professore, poi io sono l'unico politico, tranne il professore che è in duplice veste, però diciamo così, cerco di difendere un attimo la categoria. Ci sono degli spunti interessanti, però se noi andiamo a vedere quando l'Italia cresceva ai ritmi cinesi, quando c'è stato il nostro boom economico, lì i governi duravano forse addirittura meno di oggi. Quello che è vero è che forse non solo l'Italia ma l'intero continente, l'Unione Europea, si è impiccata verso delle regole che non hanno alcun senso economico. Noi abbiamo appena approvato la nota di aggiornamento al DEF, almeno il Consiglio dei Ministri l'ha licenziata, noi la approveremo il prossimo giovedì in Parlamento. E da noi in Italia, ma in generale in Europa, stiamo dietro lo 0, cioè si fanno delle guerre politiche dietro 2-3 miliardi poi, no? Mentre la Cina non curante investe 30 miliardi in Africa, investe, diciamo, su una scala veramente diversa rispetto a quanto noi siamo abituati a fare in Europa, e forse anche questo dovrebbe essere finalmente uno stimolo verso un'Europa che inizia a capire che deve riconquistare forse una dimensione globale che viene messa in difficoltà da potenze come quella cinese. Certo. Quindi c'è un rischio, diciamo, diciamo che sicuramente. Forse c'è una tradizione culturale un po' diversa dalla nostra, e anche se sono cambiati i regimi, certe forme di interazione all'interno di una popolazione è difficile da cancellare di botto, quindi non è bastato certamente il comunismo per far sì che i cinesi pensassero, ragionassero, avessero una capacità di concentrazione. Ricordiamo che lo sviluppo dell'Europa è dovuto alla Cina degli anni del Medioevo e successivamente del Rinascimento, tutto è stato copiato dalla Cina, poco abbiamo inventato noi, poi ci siamo inventati che l'abbiamo fatto noi, tipo la stampa, ma la stampa all'epoca di Gengis Khan già funzionava, ed è quello che ha inventato la base aurea, giusto, no? Ha detto portate l'oro tutto qua e poi vi do la concessione di stampare la moneta in cambio, ed era una cosa che profanava l'economia, dice come un pezzo di carta vale tanto quanto l'oro, ma lui era molto deciso, come sono i cinesi quando fanno le cose, e l'ha imposto, e da lì è partito il concetto della carta moneta. Non l'abbiamo inventata noi, ma poi Marco Polo ci ha raccontato il resto. Io credo che la via della seta si sia invertita, più che invertita, perché la via della seta è comunque dalla Cina verso l'Europa, ma se la sta gestendo direttamente la Cina, e abbiamo visto dal grafico che abbiamo visto prima, cioè vuol dire io porto le cose, faccio i miei traffici, li porto fino al porto, quindi Trieste, Venezia, Genova, piuttosto che altri porti, scarico io il materiale, che è una delle richieste che è stata fatta qui a Venezia, noi vogliamo fare un centro nostro, poi ce lo gestiremo noi, così voi non avete spese, anzi vi diamo anche i soldi, no? E quindi hanno la chiave, la serratura siamo noi, ma la chiave ce l'hanno loro, e quindi sarà una invasione pacifica, non verranno sicuramente, almeno spero, non verranno con l'oppio a imporcelo, perché tanto
loro hanno una capacità, un potenziale tale che noi non possiamo rinunciare. È inutile che Trump si metta a gridare, tanto non va da nessuna parte. A Natale, se vogliono fare i regali di Natale in America, devono comprare materiale cinese perché gli americani non producono più. E sono d'accordo con lei sulla fame. La fame è la più grande maestra che ci sia. E loro hanno ancora una grande riserva rispetto a noi, che non hanno bisogno degli immigrati. Hanno delle sacche di povertà da cui possono, come abbiamo fatto noi dopo la guerra, partivano dalla Sicilia con la valigia e lo spago e andavano a lavorare alla Fiat di Torino, e la stessa cosa succederà in Cina. Poi anche loro si gonfierà il ventre, avranno finito, non avranno più fame e allora vedremo. Ma io credo che una cosa si sono posti come mira: non usare le armi, e spero che questo diktat all'interno della Cina rimanga anche nelle prossime generazioni, se no sarebbe un grande disastro. Immaginavo quando hanno detto vogliamo Formosa, no? Mi immagino che chi si può opporre a una flotta cinese, anche quella americana, oggi, pensando quanti soldati metto a disposizione per fare una cosa di questo genere. Cioè, la Cina ha milioni di soldati, l'America non ha più un esercito, se non un esercito tattico con missili e tutto il resto, ma anche lì mi pare che la Cina stia pareggiando il discorso, quindi speriamo che non ci sia nessuna guerra, speriamo che i cinesi hanno promesso, a detta di Berlusconi, 300 milioni di cinesi nei prossimi 30 anni in Africa. Ma d'altro canto, se noi calcoliamo che l'Africa ha circa 1,5 miliardi di abitanti, la Cina ne fa di più, insomma, in proporzione. Bene. Certo, bene. Allora ci fermiamo qui, sulla Cina ci torneremo a parlare. Grazie allora ai nostri ospiti che sono stati con noi, grazie al professor Simone Mazzonetto, grazie all'onorevole Raffaele Raduzzi, grazie al professor Patrizio Zanella, che però resterà con noi per una breve pagina del Memento per parlare di scuola, e grazie al professor Leonardo Raito per essere stato qua con noi. Grazie ai telespettatori. Adesso un breve break pubblicitario e dopo torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera parliamo ancora di scuola e della situazione che sta vivendo. Da tra poco.